Eccoci con Carlo Bramezza, direttore dell'US 10. Oggi è stato più volte nominato o chiamato in causa. Lei è arrivato un po' a sorpresa che era già iniziato. Insomma, sono non andati sempre morbidi nella sua figura. Come considera quello che è venuto stasera? Ho ascoltato con interesse quanto è stato dichiarato questa sera. Mi dispiace che nessuno dell'azienda sia stato invitato a questo incontro, perché forse avremmo potuto dire le cose come stanno effettivamente. Mi ha solo stupito che il sindaco Bertoncello, che ha votato per ben 2 volte in conferenza dei sindaci a favore dell'ospedale unico, adesso sia assolutamente contrario. Non capisco più questa politica. Lei fra qualche giorno sarà a Concordia e avrà modo di ribattere a quello che è successo stasera, così anche magari ci penserà un po' su? No, io a Concordia vado là con i miei primari, andiamo a spiegare ai cittadini che cosa sta succedendo, come sta cambiando la sanità nel nostro paese, con molta tranquillità, come cambierà nel Veneto orientale, perché tutto cambia, anche la sanità. Dobbiamo dare una sanità di eccellenza ai nostri cittadini e per questo noi stiamo lavorando, con calma e tranquillità, senza fare demagogia, senza votare in un modo e poi fare cose diverse, Allora, perché altrimenti si prende solo in giro i cittadini. Sì, un'ultima battuta, siccome nel Consiglio Comunale di insediamento del sindaco Tamai, che anche se non è stato nominato era lui quello che si faceva riferimento, e c'era anche lo striscione, che è propenso per San Donà, ma è effettivamente così? Non credo, la conferenza dei sindaci deve ancora esprimersi, sta ancora valutando il lavoro della commissione tecnica nominata dall'esecutivo della conferenza dei sindaci per l'individuazione dell'ospedale unico. Ricordo che l'ospedale unico è stato chiesto dai sindaci alla regione, quindi non capisco questo cambio di posizione, anzi forse sospetto qualcosa. Bene, grazie.